Sindaco, cosa significa per Cavaillon ospitare e ad accogliere la nazionale italiana calcio amputati? Beh, per noi è un onore, siamo molto felici di ospitarla a Cavaillon, è una nazionale importante e poi abbiamo all'interno della nazionale un cavaionese che è Alessandro Pighi e che ci onora, ha fatto parte della C Cavaillon, quindi è un cittadino ed è stato lui il nostro collegamento con questa nazionale. Li abbiamo incontrati ieri sera e oggi e sono dei ragazzi veramente eccezionali e quindi vedremo e vedrete che spettacolo daranno, perché sono un gruppo di veri sportivi ma anche un gruppo di veri amici, quindi noi siamo veramente onorati, gli diamo un benvenuto grandissimo. Un calcio per la vita è il calcio che diventa uno strumento, un veicolo per parlare di quello che poi sono i veri valori della vita e non solo dello sport. Assolutamente, infatti questo è un progetto che stiamo portando avanti, diciamo, nella nostra amministrazione con Angelo Indelicato che è l'assessore allo sport, portando a Cavaillon anche altri sport di nicchia e il calcio ovviamente che la fa un po' da padrone, ma per dimostrare che i valori che ci sono nella vita sono veramente fuori il campo ma possono partire anche dal campo.